La fiancata della bella chiesa si trova parallela alla fondamenta del Rio dei Vetrai, con sbocco diretto in laguna. La chiesa primitiva, con l'annesso convento dei Domenicani, dedicata a San Giovanni Battista, venne costruita nella metà del 300 per volontà del patrizio Marco Michiel. Ma nel 1474 un furioso incendio la rase al suolo. Venne quindi subito ricostruita nelle forme attuali nel primo Cinquecento. L'edificio, tutto in mattoni a vista, ha un aspetto rustico e severo, con l'alta parte centrale stretta tra due forti pilastri fino al semplice coronamento triangolare, contenente in alto un grande occhio circolare e in basso il bel portale rinascimentale. Le due parti laterali, più basse e strette, contengono due lunghe aperture per dare luce all'interno. Nell'angolo a destra si vede uno stemma lapidio della famiglia Michiel. Lungo il fianco della chiesa, ripartito da leggere lesene con le aperture come in facciata, corrono in alto due cornici con archetti in stile romanico. In corrispondenza del ponte, si trova l'ingresso effettivo per un più comodo accesso alla chiesa. Il campanile sulla sinistra, risalente a fine 400, era dotato di 3 grosse campane trasportate dall'Inghilterra. Sempre a sinistra, un cortile con un portico ad arcate in stile rinascimentale, appoggiato alla chiesa, è quanto resta dell'antico chiostro. L'interno, molto luminoso, è a pianta basilicale con 3 navate e 3 absidi. Il tetto, ha travature scoperte e barbacani. È sostenuto da arcate poggianti su 2 file di sottili colonne. Il presbiterio è ampio, con volta a botte, affiancato da 2 cappelle. 3 altari per parte si trovano nei 2 fianchi laterali della chiesa. Nella cappella maggiore del presbiterio, ampia ed ariosa, dalle linee architettoniche pulite, sono presenti ben 6 opere del primo Settecento di Bartolomeo Letterini, in particolare quelle enormi ai lati Le nozze di Cana e la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Dietro l'altare maggiore una tela molto significativa, la deposizione dalla croce del toscano Giuseppe Porta detto Salviati, che assieme a Vasari era arrivato a Venezia verso il 1540, portando le novità artistiche del Rinascimento toscano e del manierismo romano. A destra del presbiterio si trova la cappella della famiglia Ballarin con il monumento a Giovan Battista Ballarin, notabile della Repubblica. C'era una pala di Giovanni Bellini, ora al National di Londra. A sinistra la cappella del Santissimo Sacramento, con un altare in stile lombardesco con un ecce homo a rilievo di fine 400, proveniente dalla distrutta chiesa muranese di Santo Stefano. Nella navata a destra di Giovanni Bellini l'Assunzione della Vergine e 8 santi. E la splendida pala Barbarigo. I santi Agostino e Marco presentano alla Vergine in trono il doge Agostino Barbarigo, proveniente da Santa Maria degli Angeli. Infine il battesimo di Cristo opera di Jacopo Tintoretto. Nella navata sinistra, accanto alla porta della sacrestia, 2 opere di Paolo Veronese, inserite in belle cornici di legno intagliato. Sant'Agata visitata in carcere da San Pietro e un angelo e San Girolamo nel deserto, anche questa da Santa Maria degli Angeli, a conferma dell'eccezionale ricchezza di quella chiesa. Nel primo altare barocco c'è la bella pala, Madonna con San Biagio Vescovo in trono tra i santi Carlo Borromeo e Agnese, di Jacopo Palma il Giovane. Infine l'altare con la pala di Gregorio Lazzarini il Salvatore abbraccia Sant'Ignazio di Loyola. Di grande interesse è la sacrestia con i pregevolissimi dossali lignei, intagliati e scolpiti con telamoni e cariatidi a mezzo busto, di vario significato simbolico, e pannelli con fatti della vita di San Giovanni Battista, opera di metà Seicento di Pietro Morando. I dossali erano parte dell'arredo della vicina e soppressa Scuola Grande di San Giovanni dei Battuti e vennero acquistati dal parroco della chiesa per abbellirla dopo le spoliazioni napoleoniche.